Nino Amato, con l'arrivo dei Re Magi cala il sipario sul presepe vivente di Montaperto, è tempo di tracciare un bilancio, il consuntivo. Sì, il consuntivo è veramente molto positivo, al di là forse delle aspettative, da 5 anni che non facevamo più presepe e quindi abbiamo raccolto le forze, l'entusiasmo, quello di sempre, e quindi è venuto fuori una cosa molto bella che è stata molto apprezzata dai visitatori. Abbiamo avuto visitatori record per quanto riguarda quella dei bambini, che è una cosa a cui tengo molto, abbiamo sempre tenuto molto. Sono arrivati bambini da fuori provincia, dalla provincia di Caltanissetta, dalla provincia di Trapani, dalla provincia di Enna, dalla provincia di Ragusa a visitare il nostro presepe. Abbiamo dovuto fare una giornata in più rispetto a quelle che noi avevamo previsto, perché le richieste sono state veramente tante. Mentre per il serale devo dire abbiamo già una discreta esperienza per poter dire che il presepe è venuto fuori una cosa veramente molto bella e che è stata molto apprezzata dalla gente. Anche nei serali abbiamo avuto record di visitatori, vedete stasera ci aspettiamo almeno 2000 persone che avevano già chiamato, prenotato, che sono qui in ansia, che stanno per l'arrivo dei Re Magi. E credo che abbiamo raggiunto un pochino quelli che erano i nostri obiettivi, che è quello non soltanto di costruire qualcosa di bello nel nostro territorio per fare conoscere il nostro territorio, ma anche dal punto di vista turistico il suo valore, il suo spessore, perché quando in mezzo alle strade di Montaperto, verso questa via che ormai è diventata famosa in tutta la Sicilia, abbiamo visto gente del nord Italia, gente dall'estero, quindi dagli alberghi, dai B&B di Agrigento sono venuti a visitarci. Siamo molto soddisfatti, diciamo che tutto è migliorabile. Certamente potremmo anche migliorare in qualche cosa e abbiamo già delle idee ben chiare per il prossimo anno, perché penso ormai dopo il successo di quest'anno si comincia a parlare del futuro del presepe di Montaperto, del presepe vivente di Agrigento a Montaperto. Tante le postazioni per le degustazioni, tutto preparato dagli abitanti di Montaperto. Assolutamente sì, il presepe è un presepe che è ambientato nei primi del Novecento, e quindi anche le caratteristiche degli assaggi sono caratteristiche biologiche e la tradizione. La tradizione è la principale protagonista del presepe di Montaperto. Tradizioni nel cibo, tradizione nel lavoro, tradizioni negli arnesi del lavoro che i visitatori hanno la possibilità di visitare lungo il percorso, che è un percorso anche abbastanza facile da fare perché è quasi tutto pianeggiante e le persone hanno la possibilità di vederlo senza stancarsi e passare un paio d'ore liete con un'atmosfera natalizia, che è la caratteristica principale. Tanti anche gli animali presenti per la gioia dei più piccoli. Sì, gli animali presenti, perché i bambini dove c'è un animale ed hanno la possibilità di visitarlo sono molto contenti, hanno avuto la possibilità di avvicinarsi agli animali, di accarezzarli, animali che noi trattiamo benissimo, come sempre abbiamo fatto. Abbiamo avuto anche la possibilità di avere dei consigli come fare, come migliorare la loro detenzione all'interno del presepe, però devo dire bene abbiamo fatto nel passato, bene abbiamo fatto adesso e possiamo ancora migliorare per il futuro, perché è una delle attrazioni principali dei bambini e difficilmente noi vorremmo privarcene. E allora appuntamento al presepe di Montaperto 2025 Agrigento, capitale della cultura. Sì, il prossimo anno c'è una responsabilità in più per quanto riguarda il presepe vivente di Agrigento a Montaperto, perché è un anno particolare per Agrigento, una grandissima occasione di turismo e di far girare il nome di Agrigento con la sua bellezza a qualsiasi livello in Italia ed oltre.